Bene, buonasera, benvenuti a Mojo, questa è la cucina dell'Osteria Gli Artisti. Io sono Filaferro Dennis, il gestore e il cuoco. Oggi prepariamo una ricetta tipica cambogiese che è molto particolare ed interessante per la sua particolarità. Ho appena finito di tritare appunto le piccole rape che sono state in precedenza messe a fermentare per un periodo di 2 mesi in una tinozza colma d'acqua e ben coperti. Si utilizzano rape piccole con tutta la loro foglia. Dopodiché, dopo trascorsi 2 mesi, si possono togliere e tritare come ho fatto in questo momento. Ne risulterà un prodotto finemente tritato in questa maniera. Ci servirà per preparare la minestra di brovedar che oggi andremo a vedere. I vari ingredienti sono, per l'appunto, partiamo con del grasso di maiale, lardo, sale e pepe, un osso affumicato, aglio, cotechino e fagioli che abbiamo fatto cuocere in precedenza. Dopodiché si possono utilizzare delle patate in modo da dare una certa omogeneità alla zuppa, oppure, come faremo stasera, con della farina che faremo tostare. Quindi le patate non le consideriamo, è solo un'opzione. Allora, partiamo cominciando dal grasso di maiale che faremo sciogliere in una padella. Nel frattempo taglieremo a pezzetti del lardo che ci serviranno anche questi per la base. Come vedete c'è abbondanza di maiale in questo caso, per un semplice motivo: intanto perché è un piatto invernale e quindi richiede cose sostanziose, e anche perché la parte grassa della carne del maiale va a sposarsi bene con l'acidità delle rape del nostro brovedar. Quindi abbiamo una parte più grassa e una parte più acida che caratterizzeranno questo tipo di zuppa. Altre cose da dire: nel frattempo faremo appunto cucinare il cotechino a parte e questi fagioli li metteremo soltanto a 3/4 di cottura della nostra zuppa. Continuiamo anche con uno spicchietto d'aglio, facciamo imbiondire bene, attenzione che l'aglio non si bruci. E mettiamo le rape del brovedar in padella. Una giratina veloce, dopodiché, come una normalissima zuppa, aggiungeremo dell'acqua, sale, un po' di pepe e lasciamo cucinare lentamente per un tempo
abbastanza lungo. Ecco, questo qua è la ricetta base del brovedar tipico moggese, semplice perché comunque è un piatto povero, è un piatto della tradizione, un piatto che si fa solo a Moggio e che adesso cerchiamo un po' di rivalutare, anche perché è una cosa piuttosto particolare, anche nella sua semplicità. A questo punto prepareremo il cotechino e lo cucineremo a parte. A questo punto aggiungiamo anche una parte affumicata che si completa molto bene con i gusti che abbiamo messo in precedenza, con un osso di maiale. L'osso di maiale, naturalmente nella vecchia tradizione contadina di montagna, era una cosa adatta per queste preparazioni, viene tenuto per minestre o minestroni, quindi qui va molto bene. Allora, il cotechino con lo stuzzicadente, per evitare la rottura facciamo questo lavoro e lo immergiamo in acqua a bollire. Bene, siamo arrivati a 3/4 di cottura. A questo punto aggiungiamo i fagioli, in questo caso borlotti nostrani, che sono stati fatti cucinare a parte per un semplice motivo: se fossero stati immersi prima nella zuppa non si sarebbero cotti, sarebbero rimasti più duri, quindi noi li cucineremo a parte, a 3/4 li possiamo inserire nella zuppa. Ormai manca poco, 3/4 di cottura appunto. Nel frattempo possiamo già far tostare della farina bianca che ci servirà per legare la zuppa, che altrimenti risulterebbe troppo acquosa. Bene, la farina è sufficientemente tostata e la aggiungiamo alla zuppa per renderla più densa. Come vedete, in precedenza ho aggiunto anche il cotechino che ormai era cotto e darà anche questo più gusto alla zuppa. L'abbiamo cotto naturalmente a parte perché altrimenti il grasso sarebbe finito nella zuppa. Bene, il nostro piatto è pronto, peccato che non sentite il profumo, però lo potete vedere. Ecco qua, questa è la base appunto del nostro brovedar, la minestra di brovedar, che qui agli artisti prepariamo anche con delle aggiunte, ma per questo potete venire a trovarci. Grazie.